La Regione del Veneto, attraverso le azioni dell'Asse 5 del POR-FESR 2014-2020, supporta la messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico e incentiva iniziative volte a incrementare la resilienza dei territori più esposti al rischio idrogeologico. Gli interventi strutturali e di adeguamento, oltre che favorire la salvaguardia del territorio, promuovono la tutela ambientale, essendo eseguiti secondo la strategia delle Green Infrastructures, approvata dall'Unione Europea. I progetti dell'Asse 5 interessano la messa in sicurezza e l'aumento della resilienza dei territori a rischio idrogeologico e lo sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e di importanza strategica ubicati nelle aree a maggior rischio. Uno tra i progetti finanziati riguarda la realizzazione di un bacino di laminazione che consente di controllare le piene del corso d'acqua al fine di evitare esondazioni e tracimazioni delle strutture arginali, determinando una riduzione delle aree a rischio alluvione. L'intervento prevede un aumento dell'ambito fluviale creando zone di allagamento controllato e la piantumazione di vegetazione autoctona in alcune aree del bacino. Grazie agli investimenti messi a disposizione dal POR-FESR è stato possibile migliorare il comportamento sismico di un teatro comunale. Gli interventi eseguiti, come le operazioni di irrigidimento strutturale e l'installazione di sistemi antincendio e luci d'emergenza, hanno permesso l'ottenimento di migliori condizioni di sicurezza dello stabile. L'ammodernamento di alcuni spazi e l'implementazione della dotazione tecnica hanno inoltre ampliato l'attrattività della struttura quale polo per le rappresentazioni teatrali, favorendo lo sviluppo culturale dell'area interessata. Un ulteriore progetto ha determinato l'adeguamento e il miglioramento sismico di una scuola pubblica a seguito di verifiche che ne avevano evidenziato delle vulnerabilità importanti. I lavori hanno riguardato il rinforzo strutturale, il rifacimento dell'impianto elettrico, di riscaldamento e di trasmissione dati, l'efficientamento energetico e luminoso della struttura, la messa a norma di alcuni impianti e la realizzazione di nuove finiture. L'edificio, ad oggi completamente ristrutturato, ha raggiunto un maggior grado di sicurezza in caso di eventi sismici. Per maggiori informazioni visita www.regione.veneto.it/POR-FESR.